Benvenuti tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del Napoli. Forza Napoli! Il destino di Victor Osimhen è stato incerto fino alla fine del mercato, e anche dopo. Dopo la fine della sessione estiva, in Italia, sembrava davvero che il nigeriano fosse destinato a restare a Napoli, in tribuna. Nessuno ha voluto pagare la clausola rescissoria, nemmeno quei club apparentemente ricchi e pronti a tutto, come gli arabi, e nemmeno il Chelsea o l'Arsenal, che spesso vengono paragonati ai nigeriani. Poi è arrivata la soluzione dell'ultima ora, il Galatasaray, il prestito, con i turchi che hanno entusiasmato un'intera tifoseria portando a Istanbul un giocatore del calibro di Victor. L'ex italiano ha fatto squadra con un altro ex italiano, Dries Mertens, e Mauro Icardi per un attacco davvero importante. Ora i giallorossi pensano al grande colpo. Osimhen Galatasaray. I turchi vogliono provare a trattenerlo. C'è la volontà da parte del club turco di convincere Osimhen a restare. Secondo quanto riportato da Fanatic, il Galatasaray vorrebbe convincere il giocatore e successivamente raggiungere un accordo con il Napoli. Si tratta di un'ipotesi che al momento non sembra praticabile, considerando che quella turca è stata una soluzione improvvisata e Osimhen continua a essere nel mirino di club importanti come Chelsea, Arsenal, PSG e anche nelle ultime ore la Juventus. Allo stesso tempo, però, l'esperienza di questi mesi potrebbe essere propedeutica a un cambio di vedute. Osimhen potrebbe lasciarsi convincere dall'entusiasmo dei tifosi, da un clima positivo e, ovviamente, da una proposta economica importante. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi che sia arrivato il momento di venderli oppure no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti sempre qui al canale Forza Napoli.